il cuore sussurrato, un sogno così avverato, vorrei starti accanto per sempre amata. Sogno di noi, insieme mai più soli, vorrei prenderti la mano e dirti sì in eterno. Attraverso giorni bui, sei la luce che mi guida. Benvenuto qui a Campagna Lubia per questa prima, chiamiamola, edizione dopo Covid di queste serate dedicate alla moda. Campagna Lubia le aveva iniziate ancora nel 2003 e poi il Covid, ahimè, ha messo un punto. Ripartiamo da qui. Tante cose sono cambiate, all'epoca presentavo io, eccetera, eccetera. Io questa sera lascerò la voce, ogni tanto mi sentirete, ma lascerò la voce a colei che di solito presenta manifestazioni sportive di grande rilievo. Basti pensare che io l'ho conosciuta alla Venice Marathon, perché lei è quella che dà il via alla Venice Marathon di Riviera del Brenta, davanti a Villa Pisani. Signore e signori, guardate che meraviglia, accompagnata da due splendidi balletti. Accogliamola perché viene anche da lontano. Barbara Borella! Ed hanno voluta scendere con tutti i modelli in erba che poi ritroveremo durante il quadro loro dedicato. Eccola qui, Barbara Borella. Buonasera, buonasera a tutti, ecco i miei piccoli aiutanti, grazie mille ad Adele ed Evan che mi hanno sostenuto in questa scalinata così importante e questi sono i nostri piccolini che faranno la loro uscita successivamente ovviamente con le simpatiche canaglie, quindi dopo ve li presento per benino. Forza ragazzi, mi sa che voi dovete tornare su adesso, Siete pronti? Salutiamo tutti prima. Ciao Campagna Lubia! Eccoli! Complimenti, complimenti! Le star del momento. Forza, su di corsa! No, di corsa no, pianino! Attenzione che vi voglio tutti quanti interi. Sono abituati, andiamo piano piano, esatto. Piano piano, sì, assolutamente. Avanti, avanti. In ordine, mi raccomando, come a scuola, Allora, buonasera intanto, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi in questa splendida serata conclusiva della sagra ovviamente di Campagna Lubia che si è aperta il 20 di giugno, ovviamente oggi è la serata conclusiva e avremo un sacco di sorprese per voi e di sfilate ovviamente delle nostre meravigliose ragazze e anche dei più piccini, quindi grazie per essere qui con noi e per supportare ovviamente la Proloco di Campagna Lubia, che è grazie a lei ovviamente che siamo qui ed abbiamo organizzato questa splendida serata, grazie al comune, a tutta l'amministrazione e grazie ovviamente a Mister Riviera del Brenta, nonché il nostro patron Renato Trincanato. Quindi no, va detto assolutamente un applauso anche per lui. Quindi grazie di cuore, grazie anche a tutti gli amici qui presenti, di cui faccio una breve parentesi ovviamente per gli amici di Venice Marathon che sono qui in prima fila, pronti ovviamente a fare le foto e a mandarmi il fresco, questa è la cosa più importante, mi raccomando, che ci tengo. Ok, e grazie anche ovviamente a tutti gli sponsor, poi ve ne elenco un pochino alla volta. Renato, una cosa devo ricordare subito così in partenza. Allora, questa sera gireranno tra voi due rappresentanti di Proloco che venderanno i biglietti della lotteria. I biglietti della lotteria saranno proprio a sostenere Proloco, quindi €1 a biglietto, quindi mi raccomando voi davanti a Venice Marathon date l'esempio, prendeteli anche per me, si sa mai che vinciamo un viaggetto, via. Ok, quindi ci sono un sacco di bellissimi premi in palio, l'estrazione verrà fatta durante lo street food che si terrà l'11, 12 e 13 luglio, quindi serata conclusiva il 13 luglio ci sarà l'estrazione della lotteria. Approfittatene e comprate i biglietti, mi raccomando. Un saluto speciale lo faccio a una persona squisita, quale la nostra Roberta Vianello. Eccola qua, ciao Roberta, benvenuta, vieni su, se vuoi dire una parolina al volo anche tu, a me fa piacere. Grazie, troppo gentile, troppi complimenti. Allora io
ringrazio e intanto porto i saluti del Consiglio regionale. Ringrazio l'amministrazione di Campagna Lupia per l'invito, faccio i complimenti al mitico Renato, perché senza di lui tutte queste serate non potrebbero esserci, e tutta la rassegna di Miss Riviera del Brenta che porta avanti da tantissimi anni non ci sarebbe Renato, veramente, credimi. 10 anni, perché 10 siamo anni. nati col tornado, ahimè, Esatto. con quella brutta cosa che era stato il tornado in Riviera. E quindi quest'anno è un'edizione speciale perché insomma è il decennale, e ringrazio anche la Proloco e tutti i volontari che permettono tutto questo. E faccio i complimenti a Barbara perché è veramente una colonna importante, e come diceva prima Renato ci siamo conosciuti alla Venice Marathon, ma adesso è con noi, fa parte della famiglia, e quindi siamo qui e niente, di nuovo i saluti e ringrazio nuovamente, e proseguiamo a vedere questi bellissimi bambini nella veste di modelli. Assolutamente sì, poi presento per Benino. Grazie Roberta. Abbiamo un'altra splendida donna, ovviamente questa sera con noi, Donatella Posello, referente per Campagna Lupia l'ODG turistico Riviera del Brenta, quindi grazie infinite a Donatella per essere qui, passa il microfono anche a te. Io ringrazio Renato Quintanato che si mette sempre in gioco coinvolgendo famiglie, giovani e bambini. Io ho visto i bambini che facevano le prove per questa serata e vi assicuro che è stata una cosa meravigliosa, perché i primi momenti erano timidi, erano un po' impacciati, poi un po' alla volta hanno preso coraggio e questa sera vedremo il capolavoro che ne è uscito. Un'altra cosa, ringrazio anche la Proloco, tutte le amministrazioni, le associazioni di Campagna Lupia che con il loro grande lavoro hanno reso possibile tutte queste serate soli. Se non era per loro non avremmo avuto tutto questo in questi giorni. Comunque grazie anche a voi di essere venuti stasera. Grazie. Benissimo, benissimo, grazie veramente. Allora ricordiamo Campagna Lupia Fashion Night questa sera, edizione speciale, mi raccomando. Allora, questa sera io vi presenterò un sacco di bellissime ragazze, ovvero ci sono quasi tutte le Miss che saranno commesso il palco ovviamente il 9 agosto per la finalissima. Siete tutti invitati ovviamente a vederci, a seguirci, e ricordo bene che poi ovviamente la vincitrice sarà commesso il palco di Villa Pisani a Stra, quindi in occasione di Venice Marathon, si parla di ottobre. Ecco, questi sono i due appuntamenti quindi importanti e io vi aspetto, mi raccomando. Ok Renato, dobbiamo aggiungere qualcosa? Facciamo dei ringraziamenti ulteriori? Guarda, io ci tengo a ringraziare particolarmente invece tutti coloro che sono presenti qui questa sera col loro lavoro e tutti coloro che sono presenti qui anche col loro supporto e tecnico e anche contributivo. Parlo dei nostri commercianti, ai quali darei io veramente il cuore, perché sono la colonna portante dei nostri paesi, e ricordiamoci che ogni saracinesca che si chiude è una sconfitta. Quindi grazie ai commercianti che ogni giorno ci aprono le porte di casa loro e permettono di fare comunità. Grazie, grazie, grazie. Quindi andiamo nei nostri negozi sotto casa e li sosteniamo, lasciamo perdere l'online, mi raccomando, ok? Allora, passiamo poi al ringraziamento a Villa Marchesini, ovviamente, che è qui che ci ospita per la serata, ovviamente Renato ancora, e i nostri sponsor. I nostri sponsor, faccio una carrellata veloce, poi ve li presento più nel particolare successivamente. Avremo il triangolo dell'intimo, ovviamente, con Massimo, Giuliano e Mariella, e sarà la prima uscita che vedremo. Le nostre simpatiche canaglie, quindi i nostri piccini, ovviamente vestiti da Jenny di Fossò. Paolo Shopping Center, il nostro centro commerciale di Campagna Lupia con gli locali Campagno, ovviamente, che presenta 4 sedi, non solo Campagna Lupia ma anche Campo Nogara, Abano Terme e Maserà di Padova. Ancora Station District, la nostra Cristina di Campagna Lupia,
e i parrucchieri, fondamentali direi questa sera, quindi l'acconciatore Michele con il suo staff, i parrucchieri Livieri, sono due fratelli, Daniele e Francesco, la Glamour Style con due bellissime donne, Alessia ed Elisa, e a finire, diciamo, ma non ultima, la nostra Miriam di Idea Sposa, che poi ovviamente ci delizierà gli occhi con i suoi fantastici abiti da sposa. Sì, adesso ci arrivo. Ovviamente non può mancare con l'abito da sposa il gioiello, ovviamente, quindi ringraziamo la nostra Anna di Butterfly, che comunque vedremo ovviamente posizionare gioielli per tutta la serata, quindi su tutte le sfilate. Ho anche due sorprese questa sera, perché negli intermezzi tra una passerella e l'altra ci saranno una scuola di danza importantissima, Dance and Activity, quindi io ringrazio sia Veronica Volpato che Davide Turrin, poi vi racconto qualcosina pure di loro, e la nostra banda jazzistica di Campagna Lupia, ovviamente con il nostro maestro Carlo Alberto e in onore del fondatore Adelino Marchiori. Mi pare, Renato, di aver detto tutto, correggimi se sbaglio. Dico solo una cosina al volo a cui tengo immensamente, poi ovviamente la faccio molto breve. Allora, una cosa che io dedico a tutti voi e a tutte le ragazze che ovviamente con il loro talento sfilano questa sera, e ragazzi e bimbi e piccini. Allora, ricordatevi bene, io ci tengo ovviamente a riportare una frase di Papa Francesco, uno splendido uomo che è mancato quest'anno. Aver talento è un privilegio, dice Papa Francesco, ma anche e soprattutto una responsabilità da custodire. Quindi ovviamente portatevela a casa, portatevela nel cuore questa frase, perché ha un'importanza fondamentale. Inoltre Papa Francesco dice una cosa altrettanto importante, che le scelte banali portano ad una vita banale, mentre scelte grandi rendono grande la vita. E proprio su questo volevo ricondurre ad un saluto particolare a il nostro Fabrizio Berton, mancato ovviamente il 14 agosto 2022, e proprio a lui sarà dedicata una serata a cui invito veramente tutti quanti ad essere presenti a Milano, una serata organizzata da un'associazione, Un Cuore da Cavaliere, ovviamente, qui Fabrizio era il vero esempio di cavaliere, perché ovviamente lui come comandante assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ha fatto veramente tanto nella sua vita, per i più grandi, per i più piccoli e per tutti in generale. Quindi ricordiamo proprio con un applauso il nostro Fabrizio Berton, e mi raccomando, vi aspetto il 5 luglio a Milano, proprio in suo onore. Ricordo che la raccolta fondi sarà proprio devoluta poi alla Città della Speranza di Padova, ovviamente, quindi mi raccomando, vi voglio numerosissimi. Ok, siamo pronti a partire. La nostra prima uscita, la nostra prima carrellata con le nostre miss, quindi abbiamo ovviamente la sfilata in abito elegante, quindi ragazze io vi chiamo qui tutte quante insieme, poi vi presento una a una giù dalle scale. Eccole qua, un grossissimo applauso alle nostre miss, alle nostre bellezze protagoniste della serata, eccole. Ragazzi, siete bravissime, attenzione ai gradini, mi raccomando, l'emozione ci sta, quindi altro applauso di incoraggiamento, forza, 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 dai, su, brave, fate attenzione, perché noi disgraziatamente dobbiamo portare i tacchi alti, quindi ci sta pure questo. Siamo pronti a volare, non ci fermerà nessuno. Siamo le regine del vento. Sentiamo il battito del cuore. Camminiamo sulla passerella con orgoglio e onore. Sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Sorrisi luminosi e occhi pieni di sogni. Ogni passo che facciamo è come un raggio di sole. Ok, ci siamo quasi. Quasi tutti hanno raggiunto la postazione. Pronte ad essere chiamate, parto con la prima, Elisa Carenziato, Miss Noel, d'azzurro vestita, un grossissimo applauso per Elisa. Seguita da Gioia Cavallari, Miss Sand Beach Club, che ha acquistato la sua fascia da poco, l'ha conquistata a maggio proprio a Sottomarina. Un applausone anche per lei. Ancora Andrea Denisa Andronovic, Miss Salone Anna. Ogni sguardo conquistiamo ogni ora. Insieme siamo invincibili. Con la musica nel cuore. E Sara Feltrin, Miss Giavera del Montello. Sentiamo il battito del cuore. Camminiamo sulla
Continuiamo con Angelica Levorato, Miss Station District. Vi incoraggiamo con l'applauso, sempre, sempre. A seguire Claudia Calligaro, Miss Veneta Flex. Ancora Anna Peraro, Miss Carrozzeria Daniel Damiazzo. Continuiamo con Alessia Gusella, Miss Idea Sposa by Miriam. Martina Bressanello, Miss La Cucina di Crema. Camilla Busato, Miss Fioreria Villa Catia. Elisa Inaki, Miss Farmacia Campagna Lupia. Apro una parentesi se qui presente per salutare questa carinissima farmacia e farmacista titolare con il suo staff. Più che altro che sono farmacista anch'io, questo era il senso della cosa, quindi c'è una stretta collaborazione. Continuiamo poi con Aurora Segato, Miss Tecnotire. Monica Cecchin, Miss Butterfly. Ancora Marianna Cordani, Miss Colombina. Emma Castello, Miss Per Campolongo Maggiore. Sotto il cielo di Venezia. A concludere Martina Maso, Miss Voice by Chiara Perale. E la nostra Diana Staric, Miss Panificio Fratelli Moro. Ringrazio anche le ragazze che per qualche motivo questa sera non sono potute ovviamente venire, ma per motivi personali o scolastici. Quindi faccio comunque un accenno di Irene Renosto, Miss Sottomarina, Vanessa Galli, Miss Campolongo Maggiore, Beatrice Tessari, Miss Studio Fisioterapico, Matilde Capra, Miss Paola Shopping Center e Milena Mazzucchelli, Miss Autofficina MJ. Ecco, queste sono tutte le nostre bellezze e le nostre miss che ovviamente ci terranno compagnia per tutta la serata. Renato, ci siamo? Sì, più o meno sì. Dobbiamo dare il tempo adesso alle ragazze di entrare nella, diciamo, nella mise adamitica. Volevo fare anche un saluto speciale alle nostre veterane però, che sono già pronte a scendere così le conoscono. Allora sì. Ok, quindi chiamo con me Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024. Eccola qui, in tutto il suo splendore. Erika è stata con me sul palco di Villa Pisani lo scorso ottobre, tenendo alta proprio questa fascia che le ha permesso e le ha concesso di viversi tantissime emozioni di volontariato, di sfilate, di moda e tanto altro. Miss in carica che lascerà la fascia poi ovviamente ad agosto. E ancora Giulia Zancato, Miss Riviera del Brenta 2016, quindi la Miss della seconda edizione. Un applausone per queste nostre veterane ormai. La terza è Alessia Semenzato, Miss Severissima 2021. E quindi concludiamo la nostra carrellata. Bravissime ragazze, sono anche veramente veloci perché poverine devono cambiarsi, far tutto un trucco parrucco che quindi veramente è ammirevole. Brave, poi questo tacco veramente fa paura. Bravissime, sono veramente delle professioniste, da subito. Siamo in tempo, datemi un orario, sono stata brava Renato, ci siamo come tempi. Bene. Vediamo se si affaccia la nostra prima uscita. C'è qualcuno che mi dà l'ok? Li posso chiamare? La prima uscita riguarderà una parte un pochino hot, così si dice. Si può fare a quest'ora? Sì, si può fare. Gustatemi l'occhio, ascoltate a me. Allora, la prima uscita ovviamente riguarda il Triangolo dell'Intimo, quindi questo fantastico negozio che ha vestito ovviamente i nostri modelli, le nostre bellezze
con un mento di savoir-faire, una particolarità proprio in ogni registro, in ogni mutanda indossata dai nostri modelli. Io mi sono già gustata all'occhio di sopra, non dico altro per quello che sono già emozionata e si vede. Ok, datemi l'ok che così io li chiamo, Allora io racconto una piccola storia veloce. Partiamo dal giardino dell'Eden, dove ragazzi e ragazze, diciamo in costume adamitico, si conoscono e si piacciono, non dico altro. E poi continuiamo la fiaba. ci lascia in suspense. Eccoli qua, li vedo affacciati, quindi forza, vi presento la prima sfilata come prima uscita e tanta roba, il triangolo dell'intimo. Applausone, applausone, ho capito che sono uomini, ma insomma anche le donne devono avere la sua parte, giustamente. Nella vita io cerco il tuo sguardo, un'emozione che non passa mai. È come un'onda che sfiora il mio cuore, un battito O ci vedo doppio non dimenticherò. o sono proprio gemelli. Un applausone. E gemelli. Complimenti a mamma o a papà, non so, a chi abbiamo preso più. Un canto d'amore che non finirà mai, un'emozione per sempre. Grazie Renato per averli fatti uscire con l'intimo. Dentro di me, come un soffio di vento. Hai capito perché volevo le donne in prima fila? Bravissimi, bravissimi ragazzi. Penso a te, sento il mare dentro me. Continuiamo con una splendida coppia, non so se nella vita, ma coppia ovviamente sulle scale. Mi trascina con Quindi ce n'è anche per i nostri maschietti, Un po' ciascuno. il tempo, non spegne il ricordo di quei giorni passati con te. Intanto piacere un po' di ricordare la storia del nostro triangolo dell'intimo, una famiglia capitanata da Massimo assieme ai suoi genitori Giuliano e Mariella, che sono dedicati alla loro passione, che ovviamente va avanti da più di 40 anni, partendo dai mercati alla fine aprendosi proprio un negozio dedicato solo ed esclusivamente a queste bellezze. Quindi se avete voglia di fargli visita lo trovate ovviamente a Campagna Lupia. Applausone. Eccola qua, un'altra coppia pronta a sfilare. Che vive dentro di me, come un soffio di vento che non si ferma mai. E quando penso Bellissimi i nostri ragazzi. sento il mare Beati loro che sono così intimo in costume perché fa caldo, quindi ci sta tutto. un'emozione per sempre che mi trascina con sé. Vedo i miei amici di Venice Smart in prima fila contentissimi, non ve l'aspettavate, queste cose strane non si vedono, lo so io. È caduto pure il telefono dall'emozione. Scatenatevi con foto e ovviamente applausi. Grazie ragazzi, un'altra splendida coppia che scende, eccoli qua. Brillano le luci nella notte, le ragazze sfilano con grazia e passione. Miss Riviera del Brenta è il loro momento, un sogno che si avvera con ogni movimento. Balla, balla, sotto le stelle, regine della notte. Che fisici che abbiamo, guardate come risalta l'intimo poi del nostro triangolo dell'intimo, ricordo, quindi mi raccomando, tutti lì domani, acquistare intimo. Passano i secondi, il ritmo ci prende, ogni passo un incanto, ogni sguardo. Ancora un'altra splendida coppia
coppia, un lot abbiamo qui, wow. Come stelle cadenti in questa serata magica, sono tutte vincenti. Balla, balla, sotto le stelle, regine della notte, belle, ribelli, con eleganza e un sorriso raggiante. Miss Riviera del Brenta, incantevole e affascinante. Sotto la luna il mondo è nostro, balliamo fino all'alba senza rimorso. Ogni ragazza è un sogno che si avvera. Miss Riviera del Brenta, la tua luce non si spegnerà mai. C'è ancora l'occhio con queste due bellezze. Sotto le stelle, regine della notte. Stavolta iniziamo a coprirci, guardate che belle canotierine in pista, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Raggiante, Miss Riviera del Brenta, incantevole e affascinante. Oh, Miss Riviera del Brenta, brilla ancora. Ogni ragazza è una stella, la notte ci adora. Se vorreste così tutta la sera, ma non si può, dobbiamo andare avanti anche con altre cose. La nostra grande Grazie ragazze, bellissime davvero. Un'altra splendida coppia che si prepara a scendere dalle scale. Questa meravigliosa vestaglia da notte. sorella brillano come stelle, con passi leggeri e sorrisi ribelli. Sono muse d'arte e di bellezza, ogni sguardo un sogno. Sento veramente di ringraziare ancora la Proloco e l'amministrazione che danno l'occasione a questi ragazzi di sfidare, ai negozi ovviamente di mostrare le loro creazioni e a noi ovviamente di guardare, questo assolutamente. Con la loro grazia il mondo diventa perfetto. Bravi veramente. Eccole qua, le due bellezze che scendono dalle scale. Determinazione, ognuna di loro un'anima in evoluzione. Affrontano il mondo con Io non capisco Renato, perché tutte le nostre bellezze col tacco 12 e i ragazzi di infradito, com'è sta differenza? È troppo facile qua la storia. danzano nel blu, con un cuore di coraggio e uno sguardo che va su. Modelle incantevoli, angeli di seta, con la loro grazia il mondo diventa perfetto. Ogni passo è un'arte, ogni sguardo un ritratto, ogni sogno un'ispirazione, ogni sorriso un atto. Sono le regine di uno spettacolo unico. Eccole ancora altre due bellezze pronte a scendere. Mondo magico. Riflessi di eleganza danzano nel blu, con un cuore di coraggio e uno sguardo che va su. Modelle incantevoli, angeli di seta, con la loro grazia il mondo diventa perfetto. Riflessi di eleganza nelle notti stellate, con la loro luce il mondo è abbracciato. Modelle straordinarie, icone di bellezza, con ogni passo il mondo trova la sua Passiamo ai chiarezza. pigiami, ai body. Portati divinamente, dovrei dire, La sveglia suona, sono le 7 in punto. Vorrei tornare indietro e stare ancora un po' sotto. Ma è lunedì e la settimana comincia. Bravi, applauso anche per Metto in loro. moto, una tazza di caffè mi accende. Oh, è solo un lunedì frenetico. Vorrei fosse ancora domenica. Quindi bravissimi. Un giro Altri due splendidi esempi ovviamente di
ogni pigiamino, vestaglia da letto si preparano a scendere. Lunedì mattina mi preparo di fretta, corro fino al lavoro, il traffico mi blocca, mi fa quasi impazzire, sogno ad occhi aperti una vacanza lontano, dove il Con le nostre bellezze qui. sole non manca mai. Oh, è solo un lunedì frenetico, vorrei fosse ancora domenica, perché è tutto un giro tondo e io rimango indietro, nell'isteria del lunedì mattina. Ma io Io sono abituata a vedere canotte e pantaloncini, veramente per me questa sera è una goduria. correrà via e sognerò di nuovo. Un'altra bellissima coppia che sta scendendo. Oh, è solo un lunedì frenetico, vorrei fosse Abbiamo visto il triangolo dell'intimo. Ricordo che sul maxi schermo abbiamo tutte le presentazioni ovviamente dei nostri sponsor, dei nostri negozi, quindi con calma potete guardarvi tutto, ovviamente tutte le informazioni a riguardo. E la prima è andata, Ma io so che passerà, la settimana scorrerà via e sognerò di nuovo il prossimo weekend in arrivo. Bravi ragazzi, grazie di averci deliziato ovviamente gli occhi con queste meraviglie. Finito Renato, la prima è andata. Io adesso chiamerei i titolari. Assolutamente sì, vogliamo conoscerli. Esatto. Allora, Massimo e Giuliano e Mariella. bravissimi, dove siete? Vediamo se sfilano anche loro, non serve il pigiama, cioè come siete. Ci sono? Massimo. Li volevamo salutare. Fanno attendere. Li vedremo dopo. Li vedremo dopo. Li saluteremo dopo. Andiamo avanti. Andiamo avanti ovviamente con la seconda uscita, ve l'avevo annunciato prima, i nostri piccolini, le nostre simpatiche canaglie, così si chiama il negozio di Jenny a Fossò in Viale Pisani 6, è un negozio di abbigliamento per bimbi e ragazzi da 0 a 16 anni che vanta oltre 20 anni di esperienza, quindi dal 2002 Jenny da titolare ovviamente veste questi grandi e piccini, grandi fino ai 16 anni ovviamente, con importanti marchi, Sarabanda, Dimensione Danza, Mini Banda e Janice, e vi aspetta sempre nel suo negozio, in modo particolare in agosto, ma sfiferato, che ci sono ovviamente dei super saldi, il 50% di tutta la collezione invernale, quindi approfittatene mamme, mi raccomando, Quindi grazie infinite alla nostra Jenny che ha vestito i nostri ragazzi qui questa sera. Noi vi aspettiamo, sì, sono qui. Ed è con un applausone che accogliamo le nostre simpatiche canaglie. Eccole! Sì, vieni qui, fatti vedere in tutto il tuo splendore. Ma che brava! Modella per un giorno, anzi per una sera. Questa è la nostra Adele che prima mi ha accompagnato, bravissima, brava Adele. Fino in fondo, fatti vedere che sei bellissima, una principessa abbiamo. Ciao, oh che carina, ma qua ci sciogliamo tutti quanti, Andiamo a nanna. No, che poi ti richiamo, assolutamente sì. Bravissima Adele, applausone, accompagnata da Evan, eccolo qui l'altro mio aiutante che ha tenuto il microfono prima. Guarda come sfila in maniera proprio casual. Che bei capelli che abbiamo, mamma mia! Guardalo, quella là! Applausone anche a lui! Lui non
arriva più in fondo, dice io me ne vado prima, via, giusto, c'ha da fare. Forza ragazzi, forza, scendete, dai che vi aspetto, dai che vi vogliono vedere, dai, wow che camicina che sfoggiamo qua, wow, ma sai che ti sta benissimo. Che bel sorrisone, la manca un dentino, la formichina è arrivata? Vorrei anche vedere. Vai fino in fondo che ti vogliono vedere, eccola lì. Ciao a tutti, salutiamo. Che andiamo, sogniamo avventure mentre dormiamo. È il tuo momento, vai, facci vedere. Stiamo un po' salendo con le tappe, Io vi ho già assunto tutti quanti, vi voglio con me alla prossima sfilata, delle bimbe, eccole qua, d'azzurro e di rosa vestite. Io me li porterei a casa tutti quanti. Quando la luna brilla, ecco che andiamo, sogniamo avventure mentre... Fanno tutti timidini, di sopra facevano un casotto che non si capiva niente, vedi mo che presto si fa. Bravi. E continuiamo la carrellata. Che bella magliettina in stile orientale, la mia passione questa, con il fior di loto e il cactus che fa molto Sicilia, fa molto calda estate. Balliamo tutti insieme al ritmo del cuore, con un sorriso grande. E continua la sfilata, eccola qua, la Miss dai capelli lunghi, la Miss giovane piccolina dai capelli lunghi. Che saltella e fa un salto, tutti insieme balliamo in allegria, col gattino, il coniglio e la magia, gli animali del bosco fan festa, canta e balla, non fare più la testa. Continuano gli applausi, guarda con la giacchetta pure così, con nonchalance, come la porti bene. Che con un soffio e una volpe tanto furba che danza e ride nella selva, tutti insieme. Prossimo anno voglio anche voi, mi raccomando, mi hanno dato l'ok, col pollicione così, ci siamo il prossimo anno. Del bosco fa festa, canta e balla, non fare più la testa. Quanti sono i nostri bambini? Ringrazio veramente un sacco mamma e papà per averceli portati qui. Canta e balla, non fare più la testa. Ora unisci le mani. Che eleganza, veramente la nostra Jenny è stata bravissima. La festa può iniziare. Si vede tutto l'amore e la cura che ci ha messo, la passione ovviamente per vestirle. L'ho conosciuta di sopra, volevo un abitino anch'io ma non c'entravo, mannaggia. Canta e balla, non fare più la testa. Eccolo qua abbiamo un futuro modello perché già si vede da subito con le mani in tasca così, cioè proprio è la sua, guarda qua. Questo fa strage di donne da grande, ve lo dico io. T'ho visto l'occhio furbo qui, vieni. Unisci le manine e balliamo tutti insieme, gira, non fermarti che la festa può iniziare. Tutti insieme balliamo in allegria, col gattino, il coniglio e la magia, gli animali del bosco fa festa. Eccoli qua i nostri protagonisti della serata. E ancora, venite, fateci vedere. Ecco, se non sbaglio fratellini voi, vero? Siete due fratelli, più piccolo e più grande.
ho sentito prima perché il piccolino ha detto no, io voglio venire giù con mio fratello e noi l'abbiamo accontentato. Unisci le manine e balliamo tutti insieme. Gira, gira, non fermarti che la festa può iniziare. Tutti insieme balliamo in allegria. Col cattivo, il coniglio e la magia. Gli animali del bosco fa festa. Oh, bravissimi, anche il più piccino, ci saluti tu? Ci saluti? Ciao ciao ciao! Sì, oh bravo, così mi piace! Grazie di cuore alle nostre simpatiche canaglie, veramente! E colgo l'occasione, dopo questa carrellata di giovani, eccole, capitanati da Jenny, le simpatiche canaglie! Guarda il cielo che si sveglia piano con il sole. Grazie Jenny di cuore, perché veramente ce li hai portati qui a sfilare e sono veramente strepitosi questi ragazzini. Un po' ti invidio perché ovviamente stare nel loro mondo è proprio una magia. Di fantasia. Ricordo ovviamente, approfittate neanche di super saldi da dare il negozio da Jenny perché ovviamente è dolcissima ed ha proprio un sacco di belli abiti e di bellissime marche tutte a vostra disposizione. Sopra il mare, scalda il cuore per sognare. Ora il sole si nasconde un po'. Luna d'argento, splendi tu però. Ok, Allora, io volevo chiedere una cosa. sì, Avete notato che il gruppo era coeso? Erano tutti uguali, i bambini, avevano tutti due gambe, avevano tutti due occhi, avevano tutti, che ne so, due mani, un collo, un nasino. Erano esattamente tutti uguali, perché noi così li abbiamo trattati, in maniera tutti uguali. Non c'è nessuno diverso dall'altro, ma proprio nessuno. Posso dirlo io che, diciamo, sono un pochino dalla parte ormai dei diversi, no? Dei famosi, non un po' disabili, eccetera, eccetera, bla bla bla, ma io non mi sento tale, mi sento unico nella mia unicità. posso dire Renato che avete una sensibilità straordinaria, quindi è questo che io mi porto dentro perché ognuno di voi dà una lezione di vita, quindi volevo un applauso proprio per voi che siete speciali, assolutamente. Grazie, grazie. Bene, questa sera noi abbiamo qui il piacere di ospitare qui una grande donna. È una grande donna che ha fondato nel 2013 un'associazione che conta ben 120 famiglie in tutta la riviera del Brenta e anche milanese e anche piaunese. Diciamo che dalla nascita del suo bimbo ha preso spunto, ecco, il suo bimbo ha preso spunto di fare questa associazione, perché ha detto no, il mio bimbo mi insegnerà sicuramente qualcosa. E a lei ha insegnato Gabriele, però lei poi ha insegnato tanto anche a noi. La sua associazione è Famiglie e Abilità. Accogliamo con un bel applauso Alessandra Goran qui da noi perché era presente con 3 ragazzini qua in mezzo al gruppo. Li abbiamo? No. Li abbiamo già visti. No, perché tanto i bambini sono... Alessandra ci racconta di loro allora, Esatto. Grazie Alessandra per essere qui. Io ringrazio voi invece perché non ci sono differenze. I bambini tutti, i ragazzi tutti, i grandi tutti hanno delle potenti abilità ed è corretto quello che è stato fatto questa sera, cioè ad ognuno di loro dare l'opportunità di dimostrare che se dati strumenti, modi e possibilità, tutti possiamo davvero dare tanto.
Sì, io sono orgogliosa di essere la presidente da 13 anni di Famiglia Abilità. 120 famiglie, diceva Renato. Purtroppo sì, e sono in crescita. E per loro e con loro abbiamo creato tantissimi progetti e abbiamo dato vita a numerose sedi nel nostro territorio. L'ultima nata, l'ultima sede operativa, strucco per non far perdere tempo, è la sede dell'ex asilo di Prozzolo, ribattezzata Castello Rosso. L'ex asilo ci è stato dato generosamente dalla parrocchia di Prozzolo e Premaore e noi ci siamo impegnati a ristrutturarlo. Siamo partiti dal piano terra e abbiamo davvero cominciato dalle fondamenta quasi e abbiamo recuperato la bellezza di questo posto, la vita di questo posto. Abbiamo ridato quello per cui era nato negli anni 50. Abbiamo dato vita, dicevo prima, abbiamo dato questo posto affinché i ragazzi che dopo le scuole superiori non hanno altra possibilità se non i centri diurni, in realtà questi ragazzi qui trovano spazio, possibilità, tempi, strumenti per la loro crescita e per la loro autonomia, perché possono e devono dare tantissimo. Quindi ringrazio di nuovo questa sera per questa meravigliosa opportunità data a Bianca, a Gabriele e a Simone. Speriamo sia la prima, non l'ultima, e speriamo che tanti altri ragazzi possano dimostrare di essere veramente dei bravissimi e di bellissimi modelli. Grazie a tutti per questa serata. Grazie a te Alessandra. Ferma qui che abbiamo una sorpresa per te. Aspetta che io mi tolgo di mezzo che non c'entro niente in questo caso. Allora, Miss Riviera del Brenta ogni anno sposa un progetto, sposa diciamo un'associazione alla quale dare i proventi poi del ricavato di tutte le nostre serate. Quest'anno tutto il nostro ricavato andrà a Famiglie Abilità, a partire già da stasera. I bouquet che vedrete sfilare più tardi con le spose saranno messi all'asta, saranno messi in offerta. Chi li vorrà venire a prendere, tutto quello che raccoglieremo con la vendita dei bouquet sarà messo da parte e poi devoluto. Velocemente, noi come Miss Riviera del Brenta riconosciamo la bellezza delle ragazze, ma soprattutto la bellezza delle donne, fasciandole. Ed è per questo che Miss Riviera del Brenta dona, riconosce e incorona Miss Special Woman Alessandra Boragna. Un applausone! Eccola qui. E adesso lo sei. Questa serata speciale te la sei meritata tutta, complimenti. Dai, sì, guarda, t'aiuto io, attenzione al microfono, ecco qui, pronti? Ok, dai, vengo con te, via. Sfiliamo, 2 Miss Special Woman, via. Te la meriti tutta. Facciamo come quelle vere. Grazie. Ecco braccio, ecco, vedi che è tutto facile, tutto Alessandra facile. ha detto non sono mai stata Miss, adesso sei anche Miss. Adesso sei una super Miss. Grazie a te, grazie di cuore per tutto quel che fai, veramente. Bene, allora siamo in orario? Cioè il mio timore è questo, perché mi sembra di essere tipo a Sanremo che ci sono ovviamente, se no la diretta Rai poi cade e mo siamo rovinati. Ok, perché abbiamo una sorpresona poi a fine serata. Ok, se non sbaglio abbiamo un'altra uscita e l'uscita di adesso riguarda 2 altre importanti realtà della zona. Una è il Baule Shopping Center, una splendida realtà di Campagna Lupia, un centro commerciale che è diventato ormai un'attrattiva della Riviera del Brenta, con una vastissima scelta di accessori per la casa, auto, giardino, casalinghi, abbigliamento per tutti quanti, chi più ne ha più ne metta, insieme alla nostra Ottica Compagno, che da più di 30 anni ovviamente è un negozio che si prende cura della vostra vista, dei vostri occhi, con un sacco di scelte di montature a vostra disposizione, occhiali da sole e da vista, con veri e propri professionisti, con ben 4 sedi, quindi Campagna Lupia, Campo Nogara, Abano Terme e Maserà di Padova, quindi sapete dove trovarli, ok?
Benissimo, siamo Se pronti vedete- per la sfilata? Se vedete anche qualche gioiello è merito di Anna di Butterfly, che però presenteremo dopo. Quindi sì, grazie anche ad Anna, ma è solo l'inizio. Le nostre ragazze sono pronte a sfilare, a scendere e ovviamente a deliziarsi con i nostri occhiali, ovviamente con l'Ottica Compagno e il Baule Shopping Center che ci ha fornito ovviamente questi splendidi abiti. Eccoli qua, li accogliamo con un bellissimo applauso. La nostra Erika Grigio Ricosta, la nostra Miss in carica. Standing here in the quiet glow, shadows dance where we used to go. Every word, every sigh, every tear echoes louder now that you're near. I see the doubt behind your eyes, fingers tracing long goodbyes. But baby, let me say one thing before you turn, before you leave, before you walk away. Just hear me out. Belli dentro e fuori, io li ho conosciuti prima tutti quanti, veramente sono rimasta incantata dalla loro generosità, umiltà e dai loro sorrisi. Let us hear, so don't let go at all. You say hearts Giallo fluo ci sta benissimo, a me piace proprio. Guarda qua come sfoggia bene. bleeds, it moves. I know I've let you down before, but tonight I swear I'll love you more. I see the weight upon your soul. Eccole qua, altre due bellezze pronte a scendere. Let me be the fire inside, the place where hope still survives before you walk away. Si iniziano a vedere i gioielli e l'oggettistica di cui parlava prima Renato, e allora spendo due parole anche per la nostra fantastica Anna di Butterfly, che inizialmente da ristoratrice si è poi ovviamente dilettata perché ha scoperto il suo talento con le sue manine preziose a confezionare un sacco di gioielli ovviamente e di oggetti da valorizzare per valorizzare ovviamente ogni donna e non solo. E grazie alla nostra Anna che un giorno quasi per caso fai la collanina per l'amica, la borsetta per la cucina e avanti così, alla fine ha sfondato, alla fine ha capito che la sua strada era proprio questa, era quella di lasciare il mondo della ristorazione e dedicarsi esclusivamente a paillette, perline, tutte ovviamente tecniche particolari che lei solo sa, perché veramente ha delle manine d'oro alla nostra Anna. Hai lasciato il tuo profumo sulle lenzuola, come una fiamma che non vuole spegnersi. Ci siamo detti troppe verità in una sola volta, ed ora i muri urlano il tuo nome, anche se dormi via da qui. E ti sento nei silenzi che mi tremano addosso, nella pelle che non ti ha dimenticato. Brucia ancora come un tuono senza pioggia, come un'onda che ritorna e mi affoga senza scuse. Brucia ancora questa storia mai finita, sei la cicatrice viva che non voglio cancellare. Ce n'è anche per noi in femminuccia, guarda che belli questi ragazzi, che portamento. Continuano gli applausi, continuano le sfilate, la discesa dalle scale.
Baule Shopping Center e Ottica Compagno, lo ricordo. La mia rabbia più dolce, la mia luce nella via, e ti sento nei battiti che non trovano pace, nei respiri che si spezzano a metà. Brucia ancora come un tuono senza pioggia, come un'onda che ritorna e mi affoga senza scuse. Brucia ancora questa storia mai finita, sei la cicatrice viva che non voglio cancellare. La passerella è tutta per voi, eh? Non siamo stati un errore, ma una scintilla che ha urlato amore. Anche adesso che è finita, sei l'unica cosa che mi fa sentire viva. Brucia ancora, nonostante tutto il tempo. Altra splendida coppia, eccola qua che ci ha raggiunto e che sfida qui per noi. Dentro al vento, brucia ancora, senza chiedere perdono. Sei il fuoco del mio inverno, sei quel sogno a cui nel cielo d'estate una stella è caduta. 14 luglio, notte infinita, le strade deserte. Bravissimi, bravissimi ragazzi. Sussurra, ricordi lontani che tornano a galla. 14 luglio, una data che resta, dolce e amaro, sapore di una festa. Lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore. Le luci si spengono, il vento ci avvolge, un bacio rubato, le mani si sciolgono, il tempo si ferma, il cuore si spezza, ma il ricordo rimane, non scompare mai. 14 luglio, una data che resta, dolce e Applausone anche per loro. di una festa, lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore. E vorrei anche un applauso per il dietro alle quinte, perché là sopra ragazzi c'è veramente un grossissimo lavoro per rispettare i tempi, per vestirli tutti bene, quindi veramente non solo fuori ma anche dentro ovviamente c'è un sacco di gente che è qui a nostra disposizione, che veramente si dà tanto da fare. Allora, abbiamo finito la nostra carrellata, ci siamo con una quarta uscita, è il momento di Station District, quindi ancora abbigliamento e ancora butterfly ovviamente, quindi gioielli ed oggettistica a nostra disposizione. E proprio questa sera abbiamo un evento speciale, perché come prima uscita non c'è una modella qualunque così, ma una donna, e che donna, una curvy così come viene definita, proprio perché ovviamente Station District veste veramente tutti, quindi per qualsiasi gusto, per qualsiasi età, per qualsiasi taglia e forma, quindi
questo bellissimo abito che io indosso è proprio merito di Station District, quindi si sono messe a mia disposizione prima per aggiustare tutto, quindi veramente sono delle donne splendide anche loro. Poi vi racconto con calma. Intanto voglio vedere la nostra donna Curvi, che voglio assolutamente sapere il nome. Quindi diamo il via alla nostra quarta uscita, Station District. Applauso, eccola qua, wow! Sapore di una festa, lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore. Direi che insomma è bravissima. Ha portato via il sogno, resto qui a pensare, sotto lo stesso cielo. Sto sapendo, no? Tiziana, complimenti davvero. Tiziana mi ha fornito prima gli aghetti di sicurezza, mi ha salvato la vita. Grazie Tiziana, grazie di cuore ovviamente per questa splendida mise. Eccole qua, ovviamente in uscita adesso ci sono proprio le nostre signore, quelle un po' più mature, e poi a seguire ovviamente le nostre ragazze. Quindi continuiamo ancora la sfilata con Station District e il gioielli Butterfly. A me piace di più, senza nulla togliere, per carità. Station District veste proprio tutti, veste anche Ma i poi maschietti. assolutamente sì, e come li veste, 14 luglio. Parliamo quindi della nostra Cristina, che dopo 25 anni di lavoro come commessa ha deciso di aprirsi un negozio ovviamente di abbigliamento a Campagna Lupia. Quindi un grossissimo in bocca al lupo per la sua carriera e il suo talento, che vanno ovviamente premiati e che vediamo qui in passerella questa sera. E che passerella, complimenti a mamma. Andiamo avanti, ecco qua, un'altra bellezza pronta a scendere. Milano come il mare, labbra che sanno di sale e tequila, la musica sale non vuole finire, questa notte è solo nostra simprisa, mano nella mano, cuori nel destino, balla vicino, baila conmigo, sotto la luna, amore tropicale, ritmo caliente, cuore che fa pam pam, sale sulla pelle, baci come stelle, non voglio domani se tu non ci sei, baila conmigo, baila sin final, estate mia sei il mio carnaval, strade di sabbia e luce di neon, la città dorme e noi no, playlist che spara sogna a volume alto, e il tuo sguardo è Smith Revolution, tutti ci guardano ma non c'è nessuno, quando mi tocchi sei il mio La nostra Cristina proprio li ha vestiti divinamente, i nostri maschioni qua, ritmo qualiente, cuore che fa pam pam, sale sulla pelle, baci come stelle, non voglio domani se tu non ci sei, baila conmigo, baila sin final, estate E ancora tantissimi complimenti, proprio, avete un portamento divino, ragazzi. dimmi che questa notte non finisce mai, solo io e te, sotto la luna che brilla per noi. Fatto anche un pochino di venticello che non guasta, bene, molto bene. Un applausone anche a lui, a questo splendido ragazzo. Sotto la luna, oh, baila conmigo, oh, fino all'alba, oh, state resta con me. Sotto la luna, Ricordiamo ovviamente occhiali da sole e compagno. state resta con me. Gioielli Butterfly e Station District. Under the sky that breathes
Two smiles light up the evening like beacons in the silence. They illuminate every sense. You, sweet muses of my heart, a ray of sunshine in every shade. Under the stars, you dance so gently. You are the poetry the wind longs to write. In the reflection of a sunset, there lies the light of your world. Every step you take here turns time into a melody. Continua la nostra carrellata giovani qui, applausi per Station District. And here I stay to watch you, like a dream revealing itself. Every word I dedicate to you becomes an embrace that never fades away. Under the springtime sky, two stars shine so sincerely. You are the beauty that sings in my heart, where you'll always belong. Preparano a scendere le coppie. Che eleganza, che savoir-faire, wow! Under the springtime sky, two stars shine so sincerely. You are the beauty that sings in my heart, where you'll always belong. Vedo scattare un sacco di foto, Siete tornate, pensavo che mi avessi abbandonato, invece no, grazie. A proposito di foto, tutte le foto che verranno fatte questa sera dal nostro fotografo ufficiale di Museo del Brenta, Paolo Punese, al quale va il nostro applauso. Grande Paolo, grazie. Amore della notte, sì sotto le stelle, vivi qui, il ritmo batte, senti, oh insieme balliamo, oh. Mani unite, cuori in fiamme, ti sento vicino, non è un dramma, sorridi amore, non fermare, questa notte non finisce mai. Viva fuoco blu, non lasciarmi, resta tu.
Ve l'avevo promesso, le stiamo rivedendo tutte le nostre miss. Ricordo ovviamente l'appuntamento il 9 agosto, proprio qui in passerella, per la finalissima, per la nuova Miss Riviera del Brenta 2025. Questa notte è solo per noi. Amore, amore, questa notte è solo per noi. Amore, amore, balliamo fino alla luna, torna ancora, voglio di più, il tuo amore mi fa volare su. Passione viva, fuoco blu, non lasciarmi, resta tu. Sotto il cielo stellato, noi due non importa cosa accade. Tu giura infinito amore cresce, balliamo come un sogno. Nel silenzio della notte sento ancora il tuo respiro, un ricordo, una ferita che non vuole andar via. Ombre del cuore mi accompagnano, la tua voce è un sussurro lontano. Ma quanto sono belle queste ragazze, Renato, ci hai avuto proprio un bel gusto, bravo. Un sogno sfumato. Le tue parole dolci come miele, ora sono solo un eco nel vento. La nostra storia, un libro chiuso. Continuiamo a vedere ovviamente le borsette, tutti i gioielli di Butterfly, ovviamente ancora a sfilare qui sul palco, tutto questo luccichio inconfondibile, direi. La tua voce è un sussurro lontano, ombre del cuore non mi lasciano, il tuo amore un sogno sfumato. Cammino solo tra le ombre, con il tuo ricordo nel mio cuore. Vorrei poterti rivedere, ma so che ormai sei lontana. Ombre del cuore mi accompagnano, la tua voce è un sussurro lontano. Ombre del cuore non mi lasciano, il tuo amore un sogno sfumato. Nel tuo sguardo c'è l'orizzonte, una strada che mi porta via. C'è il vento leggero che mi racconta di sogni che non svaniscono mai. Nel tuo sorriso c'è la mia casa. Siamo alle battute finali di questa passerella, quarta uscita Station District e gioielli Butterfly. Nel silenzio di un tramonto lento, sei il respiro che mi fa vivere. Grosso applauso alla nostra Cristina.
lei è la protagonista. Cristina, un salutino ce lo dai al microfono? Sì, Cristina parla, vai. Grazie a tutti, grazie a Presidente Renato che mi ha dato questa opportunità di essere qua stasera. Grazie a te che sei sempre qui con noi, grazie di cuore, una persona veramente squisita, è un'altra special woman che abbiamo qui con noi tutte le volte, fieri di te. Grazie Cristina. Io direi che adesso potrebbe anche scendere la nostra Anna. Dov'è Anna? Vogliamo anche lei, Anna. Chiamiamola facciamo Anna, la caccia al tesoro Anna. Qua, tutti quanti insieme. Anna, Anna, eccola, finalmente ce l'abbiamo. Lei non ha fatto le scale, giustamente, è arrivata dalle retrovie. Anna, passa il microfono a te, vai. Lei di poche parole, però lei è Anna di Butterfly, è andata da trovare. Assolutamente Anna vi aspetta, che anche lei ha delle manine d'oro, veramente. Tutte di poche parole qua. Renato, ci tocca parlare a me e a te. Poi non so se ci sia anche Kevin che vuole scendere un attimo. Kevin compagno. Adesso abbiamo pronte ovviamente le nostre modelle lì ferme, ma c'è un perché. Esatto. Perché questa sera ovviamente non c'è solo moda, ma anche i nostri parrucchieri che hanno pensato a renderci ovviamente impeccabili questa sera. Quindi abbiamo 3 saloni bene a nostra disposizione, a vostra disposizione. Ovviamente. Scusami, è arrivato Kevin. Ok. Dov'è? Eccolo. Ecco, Allora, vai da Barbara. tu parli un pochino di più, Kevin, Ok. mi dai una mano così prendo fiato, vai, raccontaci quello che vuoi. Cosa dovrei raccontarvi? Dove sei? Dove hai il negozio? Lontanissimo. Lontanissima è proprio qua davanti. Ecco. In realtà i negozi sono 4. Si chiama anche Camponodana, Avalo e Padova. Quanti anni è che siete aperti? Sono 32 anni. 32 anni di esperienza, andateli a trovare perché hanno dei modelli meravigliosi davvero. Ottica Compagno, lui e Kevin, un grande applauso. Sei stato con noi qui questa sera. Riprendo da dove ero rimasta, ovvero che ovviamente c'è un perché le nostre ragazze sono qui ferme sulle scale, perché vengono ora raggiunte dai nostri super parrucchieri che abbiamo qui questa sera. Li chiamo uno alla volta, salone per salone, scrivete dove trovarli perché ovviamente loro si prendono cura dei vostri capelli. Abbiamo l'acconciatore Michele, via Salvo d'Acquisto 6, Campagna Lupia. Michele Bernardi, che dal 1986 è un maestro d'arte proprio dell'Accademia Nana Umani, campione italiano uomo-donna. Michele con il suo staff Elena e Giada mette a servizio del cliente il suo sapere con un centro ecologico, con passione presenta le sue nuove linee, colori e tagli. Abbiamo poi i nostri parrucchieri vivieri, 2 fratelli, Daniele e Francesco, con il suo impeccabile staff Daisy, Nadine e Annalisa. Li troviamo in via Repubblica 101 di Campagna Lupia, anche loro si prendono cura ovviamente tagli particolari, acconciature dei vostri capelli, ogni dettaglio non è pensato a caso. Vedete le soggeline perché proprio loro si prestano qui in diretta a pettinare questa sera, E ancora Glamour Style, via Salvo d'Acquisto 12, Campagna Lupia, con Alessia ed Elisa, dei 2 titolari. Anche loro ovviamente qui presenti con noi questa sera con le lacche in mano, complimenti, vedete lì, poi la lacca per la donna è fondamentale. Volevo tenere presente che ovviamente la nostra Alessia è anche una formatrice per aziende del settore, quindi porta il suo sapere, la sua esperienza in tutta Italia. Anche loro tecnica e creatività a vostra disposizione. Quindi gustatevi l'occhio ovviamente con i nostri acconciatori. Ragazze, ve le lascio tutti quanti, ve li lascio tutti quanti. Io vi abbandono per un pochino perché c'è una sorpresa anche per me, quindi torno presto, faccio presto. Renato, affido a te il microfono. Veramente a Campagna Lupia abbiamo tutto, non manca nulla. Camminavamo scalzi sotto il cielo, senza paura di cadere giù. Nel tempo i giorni corrono più veloce e il vento porta via quello che fu.
Siamo stelle che brillano dentro un ricordo, anime che cercano un posto sicuro, passi nel vento, voci lontane, segni di vita che il cuore trattiene. Siamo Bravissimi! E allora io inviterei i parrucchieri, magari non le ragazze, a far scendere i capelli in modo tale che le ragazze possano sfilare. dove sei. Signore e signori, le acconciature di Michele Bernardi, acconciatore Michele, parrucchieri Vivieri e Glamour Style, i parrucchieri di Campagna Lupia. Bravissimi ragazzi, davvero bravi, bravi. E brave anche le ragazze, brave, davvero formidabili. Bene, vogliamo avvicinarci ragazzi a me, perché venire da voi sarei solo male, venite voi da me. Intanto Renato io ti ho raggiunto, sono arrivata, Bene, ce l'ho bene, fatta, ce l'ho fatta. grazie. Allora abbiamo avuto un cambio d'abito. Allora presentiamo Alessia. Ormai servono poche presentazioni, sono ormai 28 anni che sono in Campagna Lupia e siamo stati a fare queste manifestazioni e ci divertiamo molto, vedere ieri siamo appiattati su questo che ci piace, oggi ci siamo divertiti tanto. Appunto il nostro salone ha ospitato i parrucchieri, cioè tutti i miei colleghi, ci siamo divertiti, ci siamo fatti lo spritz e è sempre molto bello, non c'è competizione, non c'è cattiveria, a noi piace molto collaborare su queste cose. È bello questo, grande, grandi, bravi. A te Barbara invece? Ecco chi mi raggiunge, chi vuole parlare? È il coraggioso, vai Michele, raccontaci. Più vecchio. Grazie a tutti di essere qui, ringrazio tutta la gente che è venuta e ringrazio Renato naturalmente, i miei amici colleghi, Alessia, Daniele, il suo fratello e staff, le mie due ragazze, la Elena e la Giada, che senza di loro non si fa niente, e niente, grazie a tutti comunque. Ringrazio. Grazie a te Michele. Grazie Michele. E per finire, passo la parola. I parrucchieri Livieri. Che poi un attimo, lui come parrucchiere andrebbe anche diciamo poco rappresentativo, se devo essere sincero. Non ti dico il perché, ma poi te lo dico in privato. Proprio la tua pettinatura lo dice lunga. Va bene, dai. È proprio l'immagine giusta. Giusta. No, comunque a Ma parte gli l'Alessia ha scherzi, detto che hanno perso mezz'ora a pettinarlo, va bene, non trovavano il capello. mi ha messo persino la racca. Non so se si vede un po' di lucido, ma si vede. Comunque volevo ringraziare tutti, sono molto felice perché dopo tanti anni finalmente, ecco, ha esagerato ancora con la racca, dopo tanti anni finalmente è ritornata la sfilata di moda, che questa è sempre stata una bella manifestazione del paese, quindi sono veramente contento che sia ritornata e speriamo anche per l'anno prossimo di fare qualcosa ancora di più bello. Grazie a tutti. Grazie a voi ragazzi. Un bel applauso ai nostri parrucchieri. Bravissimi, ma non è finita qui perché ovviamente c'è un'altra No, performance. non dovete scappare Non dovete perché poi- scappare, anzi. Io Sì. mi chiamo la modella Esatto. e il resto ci pensate voi. Allora, a te. Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024. Erika, ti aspettiamo qui. Litigate, ce n'è per tutti, perché Erika di capelli ne ha un sacco. Ecco, e allora la vediamo indossare già il primo abito della collezione di Miriam, di Idea Sposa, di Legnaro. Eccola qui, un po' di musica maestro, intanto facciamo una passerella. In una notte svegliata, sotto un cielo immenso,
Le ragazze si preparano con un sogno nel cuore, sorrisi e bellezza, splendore e grazia, sfilano sul palco, ognuna con la sua storia da narrare. Vestite di luce, sfoggiano i loro colori. E adesso vedrete come trasformeranno Erika in una sposina. Riflessi di speranze si specchiano negli occhi di chi cerca un futuro in una serata senza orologi. L'unciatura la fa un po' come il vestito, è una, diciamo, fa parte proprio della tradizione, no? Abbiamo proprio scelto Erika per far vedere. Erika, come vedete, ha un capello abbastanza difficile. Un grande affare lì per la nostra Erika, bravissimi i nostri parrucchieri, attentissimi ad ogni dettaglio. C'è chi sogna amore, chi sogna bene. Se non sono professionisti loro, voglio dire ragazzi, complimenti. Una storia di paura, ma con coraggio avanzano, senza mai tremare. Bravi, un applausone a voi, siete stati strepitosi, bravissimi. Togliamo la seggiolina e questa è Erika Grigio, la nostra Miss Riviera del Brenta di 2024. Versione sposa. Versione sposa, idea sposa di Miriam. E adesso riprenderemo la sfilata. Le chiamiamo qui con noi non solo idea sposa di Miriam, ma anche ovviamente le nostre fioriste, quindi i fiori di Villa Katia e Graziella, quindi le nostre fioriste che rendono impeccabile questo momento, quindi non solo abito da sposa, non solo gioielli, ma anche i nostri fiori. Allora, prima di sopra mi hanno detto vogliamo parlare un pochino, quindi giusto un saluto, io vi ascolto, dai, un saluto veloce. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo portato i nostri abiti da sposa, spero che siamo a Legnano e niente, abbiamo un salvadanaia su misura, abiti da cerimonia, abiti da sposa. Poi racconto io il resto, perché se lo merita. Sono gioco in casa, quindi siamo qua a Campagna Luppia, sia io che la Graziella, e siamo proprio vicino al semaforo, quindi facciamo presto a farsi notare. E amo molto il mio lavoro, amo molto creare emozioni con i miei look e quindi ve li facciamo vedere di questo. Allora, Bravissime, bravissime ragazze, grazie per averci raggiunto, per aver parlato al microfono, ce l'avete fatta benissimo, quindi allora, brave. Graziella ha incaricato me perché Graziella per un motivo personale è dovuta rientrare e quindi mi ha detto di ringraziare tutti. Lei si trova invece qui dietro la chiesa, anche lei ha voluto essere qui presente con i suoi fiori e soprattutto tre dei suoi bouquet come la fioreria Katia. Quindi ringrazio sia Katia che Graziella. Benissimo, benissimo. Bene, bene. Allora permettetemi prima che scenda l'ultimo quadro di fare un grande ringraziamento ai miei fidi collaboratori, ovvero sia a Luca Baldoni e ad Alessia Corrò, che hanno elaborato il video. Alessia è la nostra diciamo curatrice dei nostri media, del nostro sito eccetera. Volevo ringraziare mia moglie Deborah, che senza di lei ormai sono perché anche Santa donna, lei è anche i miei occhi nuovi, purtroppo è la mia spalla, diciamo, no? Grazie Deborah, e ringrazio anche tutti i miei bambini di questa sera, vi voglio bene bambini, ci vediamo l'anno prossimo, ma ringrazio anche i vostri mamme e papà che per 3 volte vi hanno portato qui a fare le prove, siete stati bravissimi. Grazie. tutti assunti per il prossimo anno, ne abbiamo anche altri proprio pronti qui a sfidare. E Quindi. grazie a tutti voi, distintamente, uno per uno. Grazie. Fatevi un applauso che ve lo meritate. Barbara, a te. Ricordo i prossimi appuntamenti, segnatevelo, il 9 agosto per la finalissima, ovviamente Miss Riviera del Brenta 2025,
e un appuntamento speciale per l'estrazione della lotteria per lo street food 11, 12, 13 luglio, sempre qui a Campagna Luppia presenti. Ancora una piccola parentesi, un ringraziamento ai miei amici di Venice Marathon, nonché anche ovviamente all'associazione Un Cuore da Cavaliere, un ricordo al nostro Fabrizio Berton, quindi vi aspetto per lui e con lui a Milano il 5 luglio. Grazie Fabrizio, sei con noi, sempre anche tu qui in passerella, in prima linea, grazie al tuo ricordo. Ok, siamo pronti ovviamente con la nostra sfilata delle spose, quindi un momento speciale, magico direi. La nostra ovviamente Miss Erika è la prima pronta ovviamente a risfilare e di conseguenza poi tutte le altre. Quindi accogliamole con un grossissimo applauso. Idea sposa di Miriam, ricordiamolo, ricordatevelo anzi, come ovviamente una chicca nel nostro territorio. È qui che ogni abito racconta una storia d'amore e dove l'eleganza prende forma. Enorme grazie quindi Erika Grigio, Giulia Zancato, Alessia Semenzato e ancora Chiara Trincanato, Alessia Corrò e Valentina Panizzolo che si sono prestate ad indossare questi splendidi abiti di Idea Sposa, e grazie a Carlo Alberto ovviamente per il sottofondo delizioso.
se mi permetti, la signorina che sfila È per quello che aspettavo, Renato. è mia figlia. E allora un super applauso alla figlia di Renato. Baci, baci, baci da papino. Ed eccole le proposte di Miriam, Idea Sposa! Via Romea 71 a Legnaro Padova, lo ricordiamo, quindi vi aspetta. Allora, con le nostre spose, io direi dammi il microfono, Eccomi qua. prendi la passerella, dammi anche tutto il resto, ok? Dai in passerella, perché presentiamo amici della Venice Marathon. Imparate come si fa a vestire una signora. Signore e signori, Barbara Borelli. Miss Presentazione. Naturalmente vi ricordo che tutti i bouquet, chi vuole farsi avanti, sono in vendita, offerta, fate voi. Adesso li metteremo qui da me, magari se un ragazzo li va a raccogliere della Proloco, Luca, mi vai a prendere tutti i bouquet delle ragazze, me li porti qua e se volete, vogliono fare la foto di gruppo, ok? Allora ecco tutto quello che serve a Barbara e poi tutto quello che riusciremo a recuperare questa sera verrà messo nel salvadanaio per consegnare tutto a fine anno a famiglie e abilità. Naturalmente ci sarà anche il nostro calendario fatto dalle nostre finaliste, insomma un sacco di novità, un sacco di cose. Io spero che veramente che la serata sia stata di vostro gradimento e se sì vorrei davvero dal profondo del vostro cuore un grande applauso per tutti noi. Grazie, arrivederci con Campagna Lupia Fashion Night al 2026. Miss, dove sono le miss? Ragazze, vedete tutte? E anche la nostra Miriam. La Miriam, tutte quante. La vogliamo tutte. qui. Tutte, dai ragazze. Abbiamo ancora qualche minuto e poi Sì. una sorpresona finale. Poi, Ci e sono- poi, Eccole. eccole qui. Le nostre veterane. Loro che indosseranno poi non solo la fascia di Miss Riviera del Brenta, ma poi le altre fasce. Ci sarà anche una novità quest'anno, una sesta fascia che sarà intitolata Miss Piove e Moda, perché abbiamo stretto una collaborazione con Piove di Sacco e la loro sfilata di moda, quindi ci sarà eletta Miss Piove e Moda, sarà di turno già colei che sfilerà nel 2026, il 1° giugno. Quindi ragazze, grazie di essere qua. Anche i ragazzi, mamma mia. Te lo stavo giusto dicendo. Ma un applauso ragazzi, un applauso a tutti. I nostri ragazzoni qui che hanno accompagnato le nostre modelle, le nostre miss in maniera divina questa sera. E ricordiamo le nostre piccole simpatiche canaglie che ci hanno ovviamente reso ancora più allegra la serata. Ecco le nostre protagoniste, eccole qua tutte a dire il vero, quindi le ricordiamo, Idea Sposa by Miriam, Butterfly Anna, le nostre ovviamente fioriste d'eccellenza, i nostri ottici compagno e chi più ne ha più ne metta, le nostre modelle che vi ricordo, le ritroveremo sul palco il 9 agosto per la finalissima. Ecco, così mi piace che i ragazzi venite pure vicino, noi non ci offendiamo. Anzi.
E adesso inizia il bello, perché i ragazzi e le ragazze iniziano un po' di strip, no, non è vero. È un fuori programma, Fuori programma. Allora, grazie a tutti, veramente ragazze, un grande abbraccio virtuale a tutte voi, siete state fantastiche, veramente. Il 9 di agosto vi prometto che vi farò fare una grande giornata, davvero, grazie davvero. E grazie anche a voi ragazzi, siete stati davvero fantastici, grazie. Ringraziamo ancora la Proloco e l'amministrazione di Campagna Lupia e vi invitiamo a non andare a casa, perché ovviamente la sorpresa finale di questa sera alle 11:30 sono i fuochi d'artificio, quindi proprio qui fuori vi aspettano, quindi serata col botto questa sera. Basta alzare gli occhi perché arriveranno da questa parte, quindi saranno tra un quarto d'ora, 20 minuti di fuochi d'artificio meravigliosi. Ok, 3, 2, 1, un ultimo saluto al drone e poi vi aspettiamo fuori. Grazie a tutti, buona serata! Buon rientro a tutti! Ciao ciao ciao! All'anno prossimo! Viva Campagna Lupia! Viva Fashion Night!